eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Marco Eugenio Brusutti, Executive Manager dell'omonima azienda di trasporti con sede a Tessera, a Venezia, fra l'altro una bella storia di impresa familiare, ma è qua anche come consigliere regionale e nazionale di ANAV, l'associazione di categoria del settore del trasporto persone. Qualche dato per introdurre il tema. Nel Veneto ci sono 400 imprese con 1950 autobus da turismo, un fatturato medio per autobus di circa 88.000 euro, questo si stima, e quindi si può ipotizzare un fatturato globale regionale di 170 milioni di euro all'anno. Questo solo per il trasporto persone, senza poi contare altri servizi svolti dalle imprese di trasporto con scuola bus in appalto da parte dei comuni. Si calcola che nel 2020, causa Covid, il fatturato diminuirà di oltre l'85% e per il prossimo anno le previsioni rimangono negative con una perdita di fatturato stimata nel 50%, sempre che le cose, tutto sommato, vadano verso il miglioramento della situazione. Con Marco Eugenio Brusutti torniamo a parlare di un tema già affrontato in una precedente puntata, un tema che, fra l'altro, dal mio punto di vista è dell'inverosimile. Vale a dire, tutti sappiamo le difficoltà del trasporto pubblico, ora la capienza negli autobus è stata diminuita del 50%, ma perlomeno per quello che è la mia realtà mi domando come un conducente possa calcolare quante persone ci sono sopra il proprio mezzo, e contestualmente c'è un patrimonio appunto di 1900 autobus fermo, con evidenti problemi per le aziende e poi la cassa integrazione per i dipendenti. Questo patrimonio potrebbe essere utilizzato. Non solo, ma per fare questo sono stati stanziati dei fondi cospicui che dovrebbero essere spesi entro fine anno. A questo punto non si capisce. Se non capisco io, immagino che neanche voi possiate capire. È proprio così, Stelluto. Intanto la ringrazio di darmi questa opportunità per il ruolo sociale e di servizio che ha la televisione in questo momento, in cui anche lei rischia nell'ospitarmi, pur avendo mantenuto tutte le dovute attenzioni e nel rispetto delle regole, perché ho visto anche prima che veniva pulito e sanificato l'ambiente dove ora io mi trovo. Sembra incredibile che però le scelte intelligenti, mirate dei singoli poi vengano vanificate da comportamenti di cui, come lei ha ben detto, non si riesce a comprenderne il significato. Andiamo un attimo a fare un po' di ordine su quelle che sono state le situazioni durante e post-lockdown. Noi sappiamo che il Covid-19 ha di fatto modificato totalmente la vita delle imprese del trasporto, siano esse di trasporto pubblico, siano esse di noleggio. Dobbiamo dire che l'Italia si trova tutta in un'enorme difficoltà e ogni imprenditore ha da lamentare mancanze di attenzioni o scarsa attenzione proprio al proprio settore anche negli aiuti. Certamente la peggiore situazione attuale l'abbiamo avuta nel mondo del trasporto privato, nel noleggio, dove di attenzione non ce n'è mai stata. Tengo proprio a ripeterlo con grande attenzione, non tanto per una critica alla politica, perché io non mi sono mai occupato di politica né mi interessa, ma perché è veramente incredibile come una delle tre grandi braccia dell'Italia, sanità, istruzione e trasporto, non sia stato minimamente considerato. Allora, consideriamo innanzitutto che nel lockdown il noleggio è stato completamente fermo, quindi non 80% di perdita, ma il 100%. Diciamo che la ripartizione con il 45% diciamo, di richieste da parte di agenzie viaggi e tour operator è stato azzerato, così per parrocchie e gite scolastiche. L'unica cosa che era rimasta era la possibilità della scuola bus. Io trovo vergognoso che in uno Stato civile non si possa pensare che le grandi PMI italiane, le piccole imprese italiane, voi pensate che noi abbiamo 6.000 imprese italiane
con 25.000 autobus di turismo, 4.000 oltre i 25.000 dedicati agli scuolabus e oltre 24.000 dipendenti, che vuol dire padri o madri di famiglia che lavorano nel settore come autisti, per non parlare poi degli uffici, dei fornitori e così via. Come si fa a non tenere in considerazione in nessun decreto, fino a quest'ultimo, fino al decreto ultimo erogato 3 giorni fa, Vabbè, insomma, no, abbiamo perso anche noi il conto dei DPCM, però insomma. Sì, no, il Ristori bis che è apparso nella Gazzetta Ufficiale di ieri, è la prima volta dove si parla di attenzione verso il noleggio. Questo per il punto di vista delle perdite, della gravità per la mancanza di attenzione verso le aziende di noleggio che io oggi denuncio, veramente in maniera grave e pesante, perché avrà ripercussioni su tutto il sociale, su tutto il mondo del lavoro, su tutti i nostri investimenti, sul futuro anche delle giovani generazioni, che troveranno un settore fiorente completamente azzerato. Gli aiuti vanno dati adesso, non nel momento in cui le aziende sono già chiuse. Io non so se i nostri amministratori si rendono conto di questo, ma io mi rivolgo alla Regione Veneto per dire, e quindi allo Stato per quanto di competenza, che fin tanto che abbiamo queste aziende ce le dobbiamo mantenere care e soprattutto sostenerle oggi, perché non hanno un'altra possibilità. Perché ad oggi voi state usufruendo della cassa integrazione per i dipendenti. E auguriamoci che resti fino al momento in cui non ritorneranno i servizi. Però per tutto quello che riguarda le altre spese, zero. Perché un'azienda ovviamente ha altre spese. Altre spese. Ecco, io però non vorrei arrivare in conclusione di trasmissione senza affrontare questo tema che mi pare veramente il vulnus. Nel Veneto sono disponibili 34,4 milioni di euro, 34 milioni di euro, che possono essere spesi da qui fino al 31 dicembre, ma forse traslabili anche al 2021. E questi soldi dovrebbero servire anche a noleggiare autobus privati per permettere il trasporto pubblico. Fra le righe, devo dire, neanche tanto velatamente, voi dite che questi fondi, non vorreste che questi fondi rimanessero nelle casse delle aziende di trasporto pubblico e non venissero utilizzate, è giusto? È giustissimo Stellutto, lei ha toccato proprio in modo forte con il dito la vera piaga. Lei, dopo che ho ben descritto la situazione di queste aziende che si trovano al fallimento, completamente chiuse, completamente non considerate dallo Stato, gli si è dato adesso una somma di aiuto, consideri che tutti esercenti, albergatori, anche se pochissimo hanno ricevuto, il noleggio non ha ricevuto. Quindi si trovano in questa situazione di emarginazione, di difficoltà, eccetera. Adesso la beffa. Allora la beffa è questa: i soldi sono stati stanziati. È come dire alle aziende pubbliche che sono i beneficiari di questi fondi per il trasporto pubblico locale: voi avrete comunque questi soldi. Che voi viaggiate o che voi non viaggiate o che voi non vi fate aiutare dai privati per gestire il trasporto, questi soldi li avrete. Quale vantaggio avrebbe un'azienda di trasporto pubblica nel far lavorare una sua cugina che si chiama azienda di noleggio e non di trasporto pubblico? Certo, parliamo di due cose diverse. I tecnici di settore sanno che il trasporto pubblico locale garantisce il trasporto per tutti con una tariffa certa. Cioè, il noleggio è il gran turismo o il turismo culturale, religioso che abbiamo detto prima. Però per salvaguardare queste imprese e non farle fallire, ovviamente lo Stato dice: siccome c'è una crisi, un'emergenza sanitaria, e non si potrebbe riempire il mezzo al 100%, diamo corse sostitutive, integrative alle aziende di noleggio. Allora, anche qui c'è da ridere, per non piangere. Cioè, hanno fatto andare i mezzi di trasporto pubblico stipati così. Io, che molto spesso utilizzo il trasporto pubblico per andare a Venezia, mi sono rifiutato 3-4 volte di entrare in mezzi stracarichi di persone che, parliamo
prima di quest'ultima chiusura, quindi di 3 mesi fa, dove la gente era in piedi face to face, seduta, anziani, bambini, toccavano maniglie, porte, senza guanti. Dicevamo prima, lei ha sanificato questo studio, quando io sono entrato, così facciamo noi nella nostra azienda ogni giorno. Ma chi andava a sanificare ogni autobus per ogni trasferta, ogni transfer, ogni servizio di linea? Nessuno. Come possiamo contenere l'epidemia con questi raggruppamenti che ci vengono vietati in altri settori, in chiesa, a scuola, all'università, in palestra, e poi invece per trasportarci ai luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle case, siamo stipati e rinchiusi? Ci vuole logica, ci vuole etica, nel senso di dire che quello che stiamo facendo deve avere una legge morale ed etica che va anche al di là dei DPG o di tutto quelli che sono i decreti ministeriali o presidenziali riferiti alla nostra salute e alla regolamentazione del settore. Mentre gli autobus diciamo, da noleggio avrebbero la possibilità di controllare meglio la disposizione dei viaggiatori, primo perché non si viaggia in piedi su quel tipo di autobus, e quindi facendo sedere per ogni 2 posti una persona si potrebbero ottenere più facilmente le distanze. Ma sicuramente, anche perché solo facendo sedere le persone ai lati finestrino avremo oltre 2 metri di larghezza e di distanza dalle altre persone. Anche saltando una fila avremo un 75% di posti riempiti. Si potrebbe viaggiare in sicurezza, diamo speranza alle aziende. Consideri che quando una volta ci si trovava nelle crisi si aprivano i cantieri, cioè si diceva investiamo per permettere la ripartenza di tutte le economie piccole in scala, mettendo le aziende di noleggio al fianco di quelle del trasporto. Intanto si creerebbe un connubio buono tra azienda di trasporto pubblica e azienda di noleggio italiana. Perché consideriamo che se le aziende italiane della PMI di noleggio muoiono, qui verranno le aziende di trasporto private di altre nazioni a colonizzarci. Già lo stanno facendo delle grandi multinazionali estere, parlo della Germania, della Spagna, della Francia, che con aziende sovvenzionate da ferrovie o da banche vengono in Italia a fare i servizi di linea commerciali da e per aeroporti, porti e stazioni. Se poi questo viene fatto anche per il noleggio, cari amici, noi ci ritroveremo un'Italia in ginocchio o comunque un'Italia diversa. Può non interessare a nessuno, ma forse a qualcuno che ci ascolta questo può interessare, sia esso dipendente, fruitore, utente o cittadino di buon senso che deve riflettere sulle scelte che fanno anche per lui i nostri politici e i nostri amministratori. Grazie a Marco Eugenio Brusutti, che ricordo essere consigliere regionale nazionale di ANAV, che è l'associazione di categoria del settore trasporto persone, nonché anche executive manager dell'azienda di famiglia. Grazie, buona giornata e speriamo bene. A voi, alla prossima.